quello vino si metta all'urrano, l'acqua matinamu bella li mulini, l'acqua matinamu bella li mulini, quello semina un po' si lumeta, uomo si lo scippa vena li mulini, uomo si lo scippa vena li mulini. Compagno meta si pomme tira calupatruna di la loggia grida, calupatruna di la loggia grida, faticati meta compagno meta, faticati. Zitti, tu grida salu gridara, cai tu mangia Luca su cullova, cai tu mangia Luca su cullova, faticati, meta compagno meta. A noi ne da salati putramara, a noi ne da salati putramara, a noi ne da salati putramara. Non lo è una volta per sempre, ma ogni volta che per me il mio corpo, il mio spirito entra in vibrazione, diventa nota e diventa armonia, è vero, io ho una situazione di serenità, di armonia, non so come dire. Io sono musicista e quindi la penso in termini musicali, voi siete poeti e quindi la pensate in termini di parole, di metrica, non so. Però succede qualcosa dentro che è inspiegabile, non la si può spiegare con delle parole, e lo spirito si rinnova. Molta gente mi chiede come mai, io ho appena compiuto 50 anni e in effetti tutti mi dicono ma è uno spirito molto giovanile, anche i miei alunni a scuola, io faccio la maestra, sono sempre vestita in jeans, pantaloncini, scarpe da tennis, gioco a pallone con i bambini, a palloncino, mi rendo conto di essere un po' particolare, un po' fuori dalla norma, no? E poi anche i miei bidelli mi chiedono Francesca come mai? E io non ho risposte perché faccio una vita anche abbastanza faticosa, io lavoro molto. Però evidentemente la musica, io dico sempre, c'è qualcosa che ogni giorno quando vado nel mio studio con la chitarrina, con il canto, con il pianoforte, col flauto, qualcosa che si rigenera. Forse sarà l'atto creativo, quello di riuscire a creare un attimo, un frammento di bellezza nella mia vita e in quel frammento però tutte le energie della mia persona rivivono, si rivitalizzano. Cava dello scrittore Mario Cava di Povalino, un libro fotocopiato perché non esiste più la ristampa, un libro che si intitola I fatti di Casignana. Me lo regalò Rocco dicendomi: parlano sempre del popolo calabrese che è apatico, è distratto, è indolente, ma non è così e mio padre lo sottolineò più volte.
e mi diede questo libro. All'inizio io non capivo, poi iniziando a leggere invece compresi. Mario Lacava ci racconta una storia alla quale fu dedicato solo un trafiletto in un giornale. Che cosa raccontava? Raccontava che gli uomini di un paese, Casignana, nella provincia del Calabria, voi sapete dove è, erano partiti per la prima guerra mondiale, quest'anno ne ricorre il centenario, e avevano lasciato quindi nel loro paese donne, anziani e bambini. Molti erano morti, pochissimi invece dopo qualche mese tornarono. Che cosa successe però durante la prima guerra mondiale? Che gli uomini calabresi, ma non solo i calabresi, che semmai sapevano solo parlare il dialetto del paese, non sapevano scrivere, a malapena firmare, forse qualcuno, si incontrarono nelle trincee con uomini siciliani, pugliesi, campani, sardi, liguri, veneti, tutti nelle stesse condizioni, perché la gran parte dei soldati erano analfabeti. Gran parte dei soldati di tutta Italia venivano dalle campagne, dalla fatica. Questi uomini, che si dicevano tutti italiani, impararono a comunicare tra di loro, nonostante la diversità dei suoni dei loro dialetti. E così anche i calabresi di Casignana iniziarono a familiarizzare con gli altri italiani e a riflettere sul mondo. Perché quando si è in trincea e si è scampati alla notte e si guardano le stelle e si trema per il freddo e si muore di fame, si fanno i discorsi più svariati, più strani, e si osa anche col pensiero molto di più. In quegli anni serpeggiava anche il pensiero socialista e quindi i soldati iniziarono a pensarsi come individui con dei diritti: diritto al lavoro, diritto alla terra, diritto alla libertà, diritto alla dignità. Questi uomini tornarono cambiati, tornarono diversi, nuovi. Mario Lacava ci racconta di un uomo, Pasquale Nicchia, che tornò dalla Grande Guerra. Arrivato al paese disse: benissimo, noi possiamo riscattare dei pezzi di terra, perché il Parlamento italiano ha emanato una legge, la legge Bisocchi, che promette a tutti i soldati che sono tornati di scegliere un pezzo di terra, dimostrare di saperlo lavorare per almeno un paio d'anni, e alla fine il prefetto assegnerà a lui e alla cooperativa questo pezzo di terra. Voi vedete nel cartellone tutti i passaggi: Pasquale Nicchia che torna dalla Grande Guerra, qui ci sarà il castello dei principi Carafa, perché erano i signori di Casignana, l'assegnazione della foresta Callistro, che era la terra più pietrosa e più arida, chiaramente, del territorio. Loro decidono comunque di costituirsi cooperativa e ogni mattina, io sono andata a Casignana, è proprio così, loro passavano sotto il palazzo del parroco e sotto il palazzo di Don Luigi Nicita, che era il signorotto che amministrava per conto del principe Carafa i terreni. Un po' come Melissa, la storia si concluse tristemente. Perché? Quando allo scadere degli anni loro sapevano che il prefetto avrebbe dovuto emettere questo decreto e assegnare a loro le terre, andarono quella mattina all'alba tutti, donne, uomini, bambini, con i cesti pieni di cibo per far festa. Ma i principi, i baroni, i signori, gli onorevoli di Roma, che non erano nient'altro che l'espressione della classe più ricca della Calabria, perché furono eletti nel Parlamento italiano non i rappresentanti di tutti i calabresi, ma vennero eletti solo quelli che sapevano leggere e scrivere, quelli che avevano potuto studiare, e avevano potuto studiare solo i figli dei nobili
e i figli dell'alta borghesia. Chiaramente a Roma loro proteggevano gli interessi non dei contadini, non dei lavoratori, non della povera gente, ma gli interessi sempre dei baroni, dei marchesi e delle persone ricche calabresi. Impauriti da questo esempio che poteva essere non solo per la Calabria ma per tutta l'Italia, Casignana poteva essere un esempio veramente pericoloso, poteva incrinare il potere di questa gente. Diedero la libertà ai carabinieri di andare su quelle terre e di sparare contro la povera gente. Spararono 101 colpi, ne ferirono 80 e ne morirono 3. Ma noi non piangiamo la morte di Pasquale Necchia e di quegli altri 2 contadini. La cosa che piangiamo di più è che uccisero la speranza e la voglia di riscatto che era nata nel cuore della gente calabrese. Sentiti bella gente, sta storia vera, storie pezzenti. A guerra fece la terra Zapparu, facendo maleggia, mandava. Ma nel lavoro, né terra né rispetto dai governanti che si ricevirono. 101 colpi e mitraglie di pistola, con sangue e morti chiusero la storia. 101 colpi e mitraglie di pistola, con sangue e morti chiusero la storia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vi stai parlando in un piccolo paese, si chiama Casignana, paese calabrisa, 1000 abitanti forzi o forzi, poco meno, braccianti, contadini, piccuni e padroncini. I principi Calapa erano i paciuri, ma i sempre lontani, lontani avevano stato. Un feudo di terreni, case e proprietà, Don Luigi governava senza pietà. La 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 la. Era l'anno 1922, gli uomini avevano tornato da guerra, i femmini mo tranquilli non avevano paura, i paciuni mo i mani non potevano allungare. La legge concedia terra di contadini, paranda guerra fatta e a morte ormai scampata, dura fatica e sudore e sacrificio, che sto destino duro, vedi, c'era scritto. Sentiti per la gente, sta storia vera, storie pezzenti. A guerra fece la terra Zapparu, facendo come legge mandava. Ma nel lavoro né terra né rispetto dai governanti che si ricevirono. 101 colpi e mitraglie e pistola, con sangue e morti chiusero la storia. 101 colpi e mitraglie e pistola, con sangue e morti chiusero la storia. La 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 la.
Menza li campi verdi, tutta nigura stagia, a foreste calli, strochine erbazze e mazzacani, un governo promisano pezze terra a tutti quanti, no a buona e rigogliosa, ma chi da sì che chi ne perde. E sta cooperativa, Giuseppa Garibaldi, onestamente pigiano, ma pigliano sta terra, non tu patrona era, ma tutti proprietari, viva il socialismo! Viva libertà! La 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 la. Guardando alla finestra Don Luigi maledicia, miserabili voi siti, miserabili rimaniti, chi è sto socialismo? Chi è sta libertà? O ennu verma resta ma striscia sempre in terra. I principi, i baroni, i signori e i patroni, moviru l'amicizia antau governo e Roma, una trappola mortale a iddi prepararu alla gente che credia alla legge italiana. Sentiti, oh bella gente, sta storia vera, storia pezzente. A guerra figia la terra zambaru, facendo come legge comandava. Ma nel lavoro, né terra, né rispetto dai governanti di riceviru. Gente uno colpi e medaglie da pistola, con sangue morti chiusero la storia. Chi mattina i femmini, tutti quanti, alla foresta ieri, ma zappano a terra. S'agghira allegramente, cuppico e cuppanari, ma non sappiano che cosa, che tragedia l'attendia. I carabinieri cui, pennacchi sopra capo, s'agghira alla foresta come tagli e con pistoli. O 101 colpi, 80 andrà ferito, ci morti ammazzati in terra, ma chiudono sa storia. La 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 la. Chi socialismo e chi progresso, chi giustizia, casta terra amara, ognuno può comandare, puro stato e uno stato traditura, la Calabria a storia è sempre dura. La 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 la